Fabio Forlani. Ora del presente. 5 minuti ho concluso. Porto la testimonianza di quello che sta accadendo sulla fabbrica metalmeccanica al territorio e io mi auguro veramente che abbiate la pazienza di ascoltarmi 5 minuti, perché la battaglia che stanno facendo i lavoratori di una fabbrica multinazionale, di una fabbrica che circonda il territorio, ha bisogno di avere il sostegno di quanti le persone che ci sono qua dentro. 5 minuti dedicati a questo. Oggi più che mai l'Italia ha bisogno di una vera politica, non di questa politica fatta di bunga bunga, di compravendite, di nipoti di Mubarak, di scudo fiscale a difesa degli evasori. La crisi sta mettendo ancora più in evidenza quanto sia grave e deleteria l'assenza di una politica vera nel nostro Paese. Il rischio concreto, anzi la certezza, è quello che la crisi stia diventando un'opportunità da non perdere per chi considera lo Stato sociale, i diritti, un ostacolo al loro progetto neoliberista. Il tutto in nome della competitività, del mercato e della globalizzazione. Progetto questo che vede protagonisti la Confindustria italiana con il governo italiano. Non a caso, specie in questo periodo, stiamo assistendo a continui attacchi alla Costituzione italiana, allo smantellamento del contratto nazionale dei lavoratori, con l'inserimento delle deroghe, alla volontà di mettere in discussione il diritto dello sciopero, allo stravolgimento del Statuto dei lavoratori, al collegato al lavoro, al continuo tentativo di cancellare l'articolo 18, tutti i diritti questi acquisiti in tanti anni di lotte, continuamente sotto attacco, con la collaborazione di alcuni sindacati considerati complici dal ministro Sacconi e moderni dalla presidentessa della Confindustria Ema Marcegaglia. I lavoratori, gli studenti, i ricercatori, i precari, i disoccupati, i pensionati, quella parte vera del Paese chiede alla politica, in particolare ad una parte della politica, un modello alternativo di sviluppo rispetto a quello attuale, un modello più giusto, equilibrato, con uno Stato sociale che dia risposte concrete a problemi reali, che sia rispettoso dell'ambiente, dei diritti, dell'uguaglianza, che ridia un futuro ai giovani e una pensione ai giovani, dignità nel mondo del lavoro femminile e agli immigrati, il diritto allo studio e alla salute. Questo è quello che la parte vera del Paese chiede al mondo politico, a cui purtroppo non si sente risposta affermativa. Questo è quello che soprattutto il silenzio degli astenuti al voto stanno cercando di far capire. Se la politica sarà in grado di dare questa risposta, dimostrando che un modello alternativo è possibile, allora questa crisi può veramente diventare un'opportunità vera e salutare e non un modo per smantellare lo Stato sociale e i diritti. La manifestazione del 16 di ottobre della FIOM ha avuto un grande successo in quanto è riuscita ad unire varie realtà del Paese. In quella piazza infatti eravamo in tanti, non c'erano solo i metalmeccanici e le metalmeccaniche, eravamo in tanti, tutti presenti in quella piazza in nome della legalità, dei diritti, del lavoro, della democrazia, della Costituzione e della scuola. Questo è quello che il nostro popolo chiede ed è su questo che la politica deve ripartire. Si dice sempre che la politica di sinistra dovrebbe rifare quello che si faceva una volta, cioè tornare a parlare con la gente. È arrivato di nuovo quel momento. Questo credo sia il compito che avete, darci questa speranza. E concludo. Io sono qua oggi a testimoniare il fatto che sta accadendo su un paese qua vicino, Cinto Maggiore, dista 80 km da qua. Lì succede quello che accade spesso nel nostro paese, e cioè le multinazionali, in questo caso qua americane, vengono in Italia, si prendono incentivi statali, si prendono il mercato italiano, i clienti di quello stabilimento qua, poi quando il grafico va giù cos'è che fanno? Prendono lo stabilimento, lo chiudono e se ne vanno. Questo è quello che accade dove? A Cinto Maggiore, un paesino piccolino. Parliamo della Eurotech Action, un'azienda di 65 dipendenti acquistata qualche anno fa dalla multinazionale americana, l'ITV. Beh, questi qua dopo aver presi 1000 impegni di investimenti e quant'altro e tutto, cosa decidono? Il 4 di novembre ci convocano in un incontro e ci comunicano che da oggi partiva la chiusura dell'azienda, lo smantellamento dell'azienda che avrebbe portato al 30 di novembre, il
definitiva dello stabilimento. Beh, lì, da quel giorno lì sta accadendo una cosa grande a Cindoca Maggiore, mai l'avrei immaginato io. Abbiamo i lavoratori metalmeccanici, lavoratrici metalmeccaniche, lì davanti ai cancelli, da 1 mese e mezzo per presidiare i cancelli. Questo è quello che accade qua a San sono lì per evitare che ci sia lo smantellamento della fabbrica e a difesa del proprio posto di lavoro. E guardate che la multinazionale se ne frega dei lavoratori, ce l'ho anche detto, a tal punto che per smantellare il magazzino ha chiesto persino l'intervento delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, per cercare di andare lì contro il presidio dei lavoratori che sono lì a difesa del loro lavoro. Allora io chiedo e concludo veramente, questa battaglia che facciamo noi in Dexio, Eurotech Dexio di Cindoca Maggiore, non può essere una battaglia della FIOM e dei lavoratori di Cindoca Maggiore,